il Ponte dei Sospiri. E un grosso sospiro lo tira dal 1866 il Veneto con il famoso plebiscito. Ora un'altra chance. Il 22 ottobre il voto sull'autonomia, un voto che potrebbe cambiare qualcosa in Veneto, il destino del Veneto o forse nulla. Per saperne di più seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Io voto convintamente sì, però non deve essere usato questo sì in termini di partito politico, perché è un sì civico, convinto, dei veneti per cambiare i rapporti con lo Stato centrale che non funzionano. Perché sì? Perché sì, perché è un sì politico, è un sì per l'autonomia regionale, per la modernità. Non è pensabile che noi viviamo ancora con uno Stato ottocentesco, oggi che siamo già ormai alla vigilia di consumare il primo quarto del nuovo secolo, del millennio, quindi è bene che l'Ottocento e il Novecento siano lasciati un po' in pace. Il beneficio è il beneficio di consapevolezza politica e non è poco, perché dalla crisi si esce sempre per via politica e culturale, mai per via di provvedimenti burocratici. Però devo aggiungere anche una cosa, che questo sì convinto non deve essere considerato da Zaia una specie di assoluzione per i peccati commessi. E ce ne sono 4 commessi molto gravi che non possono essere assolti, che sono i pozzi avvelenati, il FAS. Come viene gestita con un debito di quasi $500 miliardi alla Pedemontana, e questi sono 2 peccati gravissimi. E poi ce ne sono peccati un po' minori, ma che insomma altrettanto gravi. La Regione avrebbe dovuto schierarsi per il sì anche al referendum a Venezia, perché il referendum è una cosa sacra che vale sempre. Ecco, queste sono cose molto importanti che Zaia deve considerare. I veneti andranno a votare? Sì, io sono convinto di sì. Vanno a votare perché è un loro diritto e sarebbe una forma di autolesionismo non andare a votare. Questo non è uno di quei referendum per cui vale il principio che anche la non votazione è una forma di esprimere il proprio giudizio politico, come è successo per esempio nei temi della vita alcuni anni fa. No, questo referendum è o sì o no, o vuoi lo Stato centralista così com'è, o vuoi cambiare i rapporti con lo Stato. Chiaro, i rapporti con lo Stato vanno cambiati, nessuno è contento dei rapporti con questo Stato. E quindi questo ha bisogno di una risposta politica e questa risposta politica va così. La responsabilità della Lega è quella di non voler trasformare questo in termini di consenso partitico, perché altrimenti qualcuno dice no, me lo vogliono usare per altri scopi, quelli partitici. Potrebbe essere più sensibile, invece va chiarito che è un grande voto di coscienza civica. E dopo? E dopo ricomincia la lotta, perché in politica non è mai finita. Non è che c'è una volta si vota e si vota per sempre, no. La politica comincia con una forza molto elevata, derivata dal consenso, una battaglia della regione per riconquistarsi i propri spazi di autonomia politica e quindi di autonomia finanziaria e perciò anche di efficienza nei servizi che eroga, ma è una battaglia numero 2. Qui adesso si caricano gli zaini, si caricano le munizioni, ma non è ancora la guerra vinta. È un armarsi per poi vincere una guerra con lo Stato centrale, che sarà difficilissima e durissima, perché la burocrazia è una bestia dura a morire. Io come cittadino contribuente, rappresentante di un comitato di cittadini contribuenti, non andiamo a votare perché da una ricognizione fatta su delibere, atti e fatti risulta che questo è un referendum farlocco. Per quale motivo? Anzi, per più motivi. Primo, non porta la condizione che ha messo la Corte Costituzionale, che il referendum, la scheda, dovrebbe essere stampata con su scritto anche l'indicazione del richiamo all'articolo 117, comma terzo, dove ci sono le materie oggetto di negoziato con lo Stato. Questo è stato volutamente omesso ed è una gravissima lacuna.
Non voto perché è farlocco, in quanto questo referendum si pone in una fase antecedente alle 3 fasi che prevede l'articolo 116,3 della Costituzione, che sono fase della proposta regionale, dell'intesa del governo, con il governo e dell'approvazione del Parlamento. Aver creato artatamente con delle leggi regionali, di cui 2 portavano ben 5 quesiti, 6 quesiti, di cui 5 sono stati bocciati, è rimasto in piedi questo vuoto, non aver richiamato l'articolo 117 come espressamente indicava la Corte Costituzionale, al di là di altri profili, significa prendere in giro i veneti e basare il loro voto solo sulla non conoscenza. I veneti andranno a votare? I veneti andranno a votare perché non sanno che con il loro voto non andranno a chiedere allo Stato di fare una regione più autonoma. Sono stati bocciati il requisito sull'indipendenza e sovranità del Veneto, il requisito della regione a statuto speciale, il requisito che le tasse e i tributi per l'80% rimangano in Veneto, e la cosa più grave è che il presidente pro tempore si è allenato fin dal 2008 su questa vicenda, in quanto il presidente pro tempore era vicepresidente dell'allora presidente Giancarlo Galan. Assieme avevano fatto il duo Forza Italia-Lega una prima richiesta al governo centrale. Questa richiesta, che era stata appoggiata dall'intero centro-sinistra, si è persa nei meandri capitolini. Chi governava nel 2008-2010? I signori Bossi, Berlusconi, Calderoli, Maroni e dal maggio del 2008 lo stesso presidente pro tempore, allora ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi. E dopo? Dopo si dovrà riprendere da dove il presidente pro tempore ha lasciato la trattativa. Con una deliberazione del marzo 2016 sono state chieste una serie di materie, le stesse del 2008 tranne una, e peraltro in maniera molto capziosa si è indetto un referendum in termini opachi, e del tutto inutili. Tant'è che nel sito della regione dedicato al referendum non c'è nemmeno la sentenza della Corte Costituzionale, come non c'è traccia degli atti negoziali che si erano stati attivati.